Presidente Cavagnis, Fondazione OIC è sempre all'avanguardia e anche oggi mostra la sua capacità di innovazione a 360 gradi, parlando anche di transizione digitale. Sì, questo è un tema che interessa in generale tutte le aziende, ma in particolare le aziende di servizio e anche le aziende che si occupano di servizi del sociale. Noi come Fondazione OIC abbiamo una tradizione, una cultura del cambiamento e noi crediamo che il cambiamento non si deve subire, ma si deve impostare, si deve prevedere, si deve anticipare se vogliamo essere al passo coi tempi. La transizione digitale è un qualcosa che va con l'erogazione dei servizi, perché in un'organizzazione che fornisce servizi è necessario che questo passo sia fatto. Ci fa piacere che in questa giornata siano qui con noi istituzioni, organizzazioni, aziende che credono in questo e che sono stati i nostri partner e sono tuttora nostri partner nella realizzazione dei progetti. Questo cambiamento nell'ambito della nostra organizzazione è fondamentale perché consente di avere una gestione più presente, senza rischi di errori umani che sono sempre presenti in qualsiasi organizzazione che fornisce servizi, un controllo dell'erogazione dei servizi e un reporting importante e affidabile sulla quale poi prendere delle decisioni su come formulare ipotesi di nuove attività, nuovi servizi, nuove prestazioni. Nell'ambito di questa giornata soprattutto si parlerà di formazione, perché la formazione è un passo importantissimo, perché nei progetti di cambiamento la cosa importante è avere le persone che sono coinvolte, che sono allineate negli obiettivi dell'organizzazione. Quindi perché le persone siano allineate, sappiano che cosa è richiesto a loro e sappiano il perché si fanno certe cose, è necessario fare formazione di base, formazione in cui non è che si calano dall'alto nuovi sistemi, nuovi metodi operativi, ma si convince le persone che è nel loro interesse adottarli, oltre che essere un interesse collettivo. Quindi la formazione come elemento fondamentale nella gestione del cambiamento. E quindi Fondazione Opera Immacolata Concezione fornisce un ulteriore servizio per dare supporto, per dare aiuto, un aiuto concreto, operativo, competente a quelli che sono i bisogni del territorio. Esattamente, il tutto è sempre finalizzato a quello, la nostra missione è quello di interpretare, comprendere e riuscire a fornire quelle che sono le necessità che il territorio chiede, soprattutto in campo dell'assistenza, l'assistenza alle persone fragili. Presidente, e quest'anno anche un importante anniversario per la Fondazione Opera Immacolata Concezione. Sì, quest'anno ricorre il 70° anniversario della nostra fondazione dell'OIC. È un momento importante perché vogliamo coniugare la storia col futuro. La storia è importante perché ci dà esperienza, ci dà capacità professionale, ci dà una conoscenza delle situazioni, conoscenza dei territori, ma noi vogliamo che questa storia non si fermi e per questo ci piace il cambiamento. Vogliamo che i prossimi 70 anni siano anni come quelli che sono stati finora, densi di nuove attività, densi di proposte, densi di supporto al territorio, specialmente nell'erogazione di quella che è la nostra mission, che sono i servizi per le persone fragili.